ringrazio da subito perché doveroso gli hotel edilizia climatica che sono, come sapete, l'edilizia climatica è un gruppo di ragazzi che fanno ristrutturazioni edili facendo quello che vedete, non con la bandiera, ma con materiali edili per il progetto di palazzi, ma hanno creduto ai nostri valori. Ecco, guardate, vedono un vento incredibile, io mi sento molto sto diventando anche comunque è una cosa grandiosa. Semplice, inciso messaggio per tutti noi. Non abbiamo più tempo. Non abbiamo più tempo di tapparci gli occhi e continuare a fingere. Se dovessero andare in porto le riforme del premierato, quelle dell'autonomia delle regioni, quelle della magistratura, non avremmo più la Costituzione del 48. Siamo a rischio fascismo istituzionalizzato e quindi oggi più che mai questo Pride ha un senso ancora più profondo. Ci prendiamo la città! Ballando in faccia ai razzisti, agli omofobi, ai classisti, a chi è troppo stupido per vivere con gli altri! Ve lo chiedo, da Sant'Antioco a Cagliari per il Sardegna Pride? Perché? Da tutta la Sardegna penso che vengano, per cui era giusto Siamo stare andati anche a insieme. Sassari 2 anni fa, Quando? abbastanza lontanuccio. In quel caso più lontano, più vicino a 2 Cagliari. anni fa. Perché è importante essere qua oggi? È importante essere qua per vedere che non ci sono differenze. C'è una bella giornata di divertimento, siamo tutti uguali, tutti nella stessa sintonia, perché dobbiamo avere né pregiudizi né niente. Ci si diverte. Anche nel suo caso, prima volta qui a Cagliari? Prima volta, per me la prima volta e da tanto tempo volevo venire, finalmente si è presentata l'occasione e quindi sono felicissima di essere qua, voglio godermi la giornata in mezzo a tutti questi colori. Che messaggio lanciare soprattutto a chi oggi dice ma oramai è chiaro, è assodato, c'è la comunità LGBT, siamo certo tutti uguali? Purtroppo non è assodato, ancora la mentalità è rimasta un po', cioè molte persone ancora non hanno questa mentalità così aperta, per cui questo è un modo per dire che ci siamo, insomma, e che esistiamo e che ci siamo anche attraverso le diversità, per cui è importante esserci e divertirsi e manifestare. Tantissime attività nel Parco della Musica e un grazie ancora alle volontarie e volontari lungo il percorso, a coloro che hanno attrezzato, organizzato e colorato i carri, e un grazie alle forze dell'ordine, alla polizia municipale, ai carabinieri, la polizia che lungo il percorso agevolerà una colorata, pacifica, bella manifestazione per i diritti. È un momento complesso, è vero, è un momento difficile perché il governo e altri governi in Europa e non solo in Europa hanno un fastidio profondo, se non un tentativo di rigetto per quanto riguarda i diritti. In tutte le direzioni questi si possano manifestare. E quindi le manifestazioni oggi anche di presa di posizione politica come un tempo, ma un domani ci auguriamo invece di festa per diritti realizzati e distribuiti a tutte e tutti, potranno essere gli elementi sui quali fondare una società migliore e più giusta. L'evoluzione culturale, l'indipendenza, l'emancipazione, l'economia passa ed è sempre passata attraverso l'estensione dei diritti e non la contrazione di questi. C'è chi vorrebbe decidere per decreto legge chi amare. A noi dispiace, perché probabilmente hanno ricevuto poche carezze, poco affetto e poco amore nella loro vita. E sono incapaci di percepire
l'amore, l'affetto e le relazioni altrui, e sono indisponibili nell'interpretare queste e trasformarli in diritti con leggi e l'ampliamento dei diritti che ancora oggi non sono pienamente riconosciuti. Su questo, anche come amministrazione comunale, in relazione alle tante cose interessanti che sono state dette, ci riteniamo disponibili al confronto, al dialogo, all'intervento di collaborazione con altre istituzioni, dalla Regione alla Presidenza del Consiglio e il Consiglio regionale, per realizzare quegli elementi che sono stati raccontati, descritti e affermati oggi, dalla formazione professionale all'intervento nei presidi scolastici, al supporto psicologico, all'attenzione sul fronte sanitario per quanto riguarda la prevenzione e l'attenuazione della trasmissione di malattie sessuali, e tutti gli aspetti che riguardano la piena cittadinanza di tutte e tutti. Grazie, buon Pride! Sindaco, un secondo